Anche il Consiglio Comunale di Porto Empedocle prende le distanze dal dissalatore approvando la mozione presentata dai consiglieri di opposizione Salvatore Ersini, Antonio Traina, Gerlando Di Francesco e Melania Nuara e firmata dai consiglieri San Filippo e Grassonelli sulla spinta del Consiglio Comunale aperto e straordinario del 10 luglio scorso. La mozione condivisa dal Comitato Mare Nostrum è stata approvata all'unanimità nella seduta del Consiglio Comunale del 18 settembre scorso, costringendo così, almeno sulla carta, la Giunta Comunale a prendere le distanze da un'operazione giudicata fallimentare. Lo abbiamo sempre detto, ribadiscono i componenti del Comitato Mare Nostrum, questo dissalatore sulla spiaggia degli Empedoclini mette a rischio il futuro del Paese e ringraziamo il Consiglio Comunale per aver ascoltato le nostre ragioni. Tutto ciò dà vigore alla nostra azione. Adesso ci aspettiamo che il primo cittadino e l'amministrazione inviino il documento agli organi istituzionalmente competenti, così da sollecitare quanto abbiamo chiesto. Vogliamo che il dissalatore di Porto Empedocle, così come previsto dalla fase 2 del progetto, venga dismesso ripristinando i luoghi originari. Pertanto vogliamo sapere con certezza le modalità, i tempi e le somme del trasferimento a Trapani e della nuova realizzazione in zona ex ASI. Con assoluta determinazione desideriamo che lascino definitivamente la nostra spiaggia.